Nazionale sarda che debutta oggi dopo 2 anni di pandemia a Torpè contro il Torpè, due giovani di belle speranze al mio fianco, Gianluca Siazzu e Emerson, i due possiamo dire nonnini di questa squadra. Gianluca. Sì, vabbè, dalla mia parte sì, sono abbastanza vecchio, ecco, perciò anche nonno va bene. Senti Emerson, quanto è importante per te, brasiliano che ormai hai della Sardegna la tua seconda patria, vestire questa maglia? Prima di tutto per me è un onore essere chiamato dalla nazionale perché giustamente come hai detto non essendo nato in Sardegna però essendo adottato è una responsabilità in più. Gianluca, vestire la maglia della nazionale sarda a casa tua, credo che sia un segnale importante. Sì, per me è stata una piacevole sorpresa. Il mister Vittorio Pugidi mi ha fatto questo regalo perché consapevolmente so che non è che io debba durare molto in questa nazionale. No, mi ha fatto piacere solo per soddisfazione personale perché la nazionale sarda per me rappresenta qualcosa di importante, ma ripeto, è un regalo del mister e l'ho accolto con piacere. Ecco. Per concludere, una domanda uguale a tutte e due, cosa volete fare da grandi? Io voglio continuare a giocare perché mi diverto ancora, anche se ho 42 anni, l'entusiasmo è ancora come se fossi bambino. Gioco perché ho ancora grandissimo entusiasmo, finché ce l'avrò continuerò a giocare, finché il fisico me lo permette logicamente, però l'entusiasmo è uguale a quello che dice lui, il calcio non ha età.